Riscontro positivo ottenuto a Raffadali per le giornate dedicate ai vaccini, una 3 giorni che si è svolta al palazzetto con oltre 750 dosi effettuate, non solo le terze, ma anche c'è chi ha fatto la sua prima somministrazione, come ci ha dichiarato il primo cittadino Cuffaro. Abbiamo avuto un riscontro positivissimo, oltre 750 vaccini fatti in 2 giorni, penso che sia un risultato ottimo. Quindi molte persone anziane che hanno evitato di recarsi ad Agrigento per farsi il vaccino, è stato uno stimolo che abbiamo, è un'opportunità che abbiamo voluto dare a tutti i cittadini del Raffadali per farsi la terza dose di vaccino, ma molti li abbiamo anche convinti a vaccinarsi per la prima volta. Oltre 20 nostri concittadini che non si erano mai vaccinati hanno deciso di fare questo passo. Ma vediamo come sta andando l'evolversi della curva epidemiologica a Raffadali. Non riusciamo più a controllarla, devo dire. Io ho i dati sia dell'ASPI sia dei laboratori che delle farmacie e riesco ad avere un quadro, non è proprio al 100% sicuro sui numeri, però l'importante comunque che mi rassicura è il fatto che nessuno ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere, quindi gran parte sono asintomatici, altri non stanno particolarmente male, hanno solo un raffreddore, un po' di tosse e nient'altro. Ma quali le novità in merito alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie? Ma io ho le mie convinzioni, il governo nazionale ha convinzioni diverse, abbiamo fatto un braccio diverso, un braccio di ferro, oggi abbiamo i tribunali amministrativi che hanno preso delle posizioni, quindi non possiamo fare altro che dire, come ho detto l'altro giorno nel mio bollettino, obbedisco. Non sono convinto che le scuole siano sicure, l'unica cosa che mi dà tranquillità è che il virus non è particolarmente aggressivo, già altri paesi europei hanno deciso liberi tutti, anche coloro che sono positivi al Covid, di fare una vita normale con le mascherine. Io penso che si arriverà anche nel nostro paese, in Italia, a breve a questa decisione. Se sono queste le linee che dicono di portare avanti i virologi e gli esperti, che andiamo avanti in questo modo. Speriamo che il Signore ci aiuti.